Buonasera amici di Fanner e benvenuti alla Stella Azzurra. Per l'11ª giornata della Serie A, questa sera si affronteranno Football 8 Roma Nord e Peperino Calcio, che occupano rispettivamente la 12ª e la 13ª posizione in classifica. Football 8 Roma Nord in divisa blu con calzoncini neri, Peperino Calcio 8 con divisa invece bianco-rossa. Stiamo per iniziare il match. Fischio d'inizio, può partire il Roma Nord, il Football 8, che orchestra dalla difesa. Palla per Tortosa, deve cambiare gioco. Palla persa però e subito riconquistata. Eusepi sulla destra. Eusepi col numero 8 allarga sulla destra. Football 8 che non riesce ad accelerare ma resta in possesso di palla. Verticalizza, c'è un errore ma c'è anche la sfera per Tortosa. 1-2. Stoppato poi Tortosa, un difensore del Peperino, che riparte in contropiede. Pressing di Cutrupi. E Football 8 che però ne esce molto bene. Poi con un traversone in avanti. Va a cercare un compagno ma il Peperino conquista un fallo. Avanzata di Afrie. Numero 7 che allarga a centrocampo ma sbaglia e dà l'occasione a Eusepi di partire. Ancora il numero 8 con la palla tra i piedi. L'ha allargata sulla destra, la riceve di nuovo, però subisce un fallo. Possibilità per il Football 8 Roma Nord dalla tre quarti campo, vertice destro dell'area di rigore. Probabilmente palla che verrà scodellata centro del campo. Pronto alla battuta, è uno schema, si va a rete, arriva subito il vantaggio del Football 8 Roma Nord. Serie di tocchi al centro dell'area quando c'è stato lo schema su calcio di punizione. Alla fine l'importante è che la palla ha superato la porta, difesa da De Eugenio, e quindi subisce la prima rete della gara. Peperino che tenta la reazione. Serie di rimpalli, azione che si può fare pericolosa. Peperino che va in avanti su Cutrupi. Troppo solo però. Eric Cafrino lo sta aiutando a dovere Cutrupi, che rimane troppo solo appunto il numero 11. Quindi il Peperino che anche in questo caso prova a verticalizzare, stavolta
L'asse offensivo funziona, palla per il numero 9, spettacolare, Kutrupi, ancora in dribbling, col sinistro arriva un Eurogol del Peperino calcio a 8. Incredibile l'azione che porta i biancorossi al pareggio. Avevamo appena parlato male del reparto offensivo del Peperino, gli abbiamo portato fortuna perché con un cambio di gioco e un contropiede la palla arriva spettacolarmente ad Afri che l'appoggia su Kutrupi, fa tutto da solo e conclude a rete. Partita che quantomeno regala moltissime emozioni in questi primi minuti. Già 2 reti molto belle. Ancora un contropiede del Peperino, ancora Free. Kutrupi lo serve. Sta muovendo benissimo il numero 9 in questo momento, la mette in mezzo. Ora anche pressing altissimo del Peperino calcio a 8 che vuole sfruttare l'ottimo momento del suo reparto offensivo. Ma c'è un'occasione di ricostruire qualcosa per il Footballate Roma Nord che la spreca. Afri deve ripartire da dietro. Ancora palla Peperino, anzi no, è rimessa a Footballate che non ci pensa su 2 secondi a servire Eusepi e poi Moretti. Eusepi, il faro del centrocampo. Palla a cercare in avanti un compagno. Footballate che resta in possesso della sfera. Non conquista un calcio d'angolo, ma c'è un uomo a terra per il Peperino calcio a 8. L'arbitro fa ricominciare la gara, ricordiamolo, sul risultato di 1-1, quando ancora non sono trascorsi 10 minuti di gioco. Può ripartire il Peperino, ottima la sponda di Kutrupi, Afri tutto solo, la appoggia in rete per un altro stupendo contropiede, 2-1 Peperino. Veramente bellissime queste 2 ripartenze dei biancorossi che stanno decidendo il match. Partiti male dal punto di vista della costruzione di gioco, gli uomini di Daniele Bonetti si sono ripresi con questi 2 contropiedi da manuale. In tutte e 2 c'era lo zampino di Afri e Kutrupi. Borrelli allarga sulla destra e si ritorna indietro. Palla che scorre dietro Eusepi, che arriva un difensore che però non riesce a costruire. Peperino che avanza con il suo numero 8 Giandonato. Eusepi può costruire qualcosa di importante per il Footballate, ma deve arrestarsi, è ben schierato il Peperino calcio a 8. Moretti in avanti non riesce a ricevere palloni pericolosi. Ora si prova dalla fascia destra. In questo caso aveva creato qualcosa Natalucci allargando sulla destra. Natalucci sulla destra, palla in avanti, può esserci un'occasione dalla fascia destra per il Footballate Roma Nord, tiro dalla distanza, troppo alto da parte di Tortosa col numero 10. Ricomincia il match però con Afri sulla fascia destra che si accentra, poi ci ripensa. Si allarga, aspetta un compagno,
Tentativo di cambio di gioco da parte del Peperino. Kutrupi sempre in pressing, qui però Ortame. Azione offensiva del Footballate Roma Nord. Viene però smorzata da una difesa finora piuttosto attenta, al di là dell'unico calcio di punizione che ha regalato temporaneo vantaggio agli avversari. Peperino tutto sommato ben sistemato in difesa. Eusepi allarga sulla destra, cerca di dare una scossa ai suoi. Palla persa, però qui non c'è nessun fallo, può ripartire ancora una volta il Peperino Calciotto, scusate, ancora con Afri sulla destra, qui gli scivola il pallone, poi avanza in dribbling, crossa, ma è sballato il suo traversone a cercare qualche compagno in mezzo. Stavolta è stata meno efficiente la ripartenza biancorossa. Eusepi, pressing però molto alto di Afri e compagni. Tortosa. Tocca su Natalucci. Tocco di Cosimi. Poi si allarga sulla destra. C'è in avanti il numero 9 che controlla. Tortosa. Si costruisce sempre in spazi stretti quando si attacca nella metà campo difensiva del Peperino. Kutrupi può ripartire con Eusepi, il Footballate Roma Nord, schema, si va da Borelli e grande parata qui del portiere del Peperino Calciotto. Kutrupi si allarga sulla sinistra il Peperino con Piras. Kutrupi riesce a ricevere palla ma poi a non appoggiarla bene per un compagno. Natalucci. Avanza il Footballate. Buona qui la giocata del suo numero 2 Cosimi che la mette in mezzo senza riuscirci. Può avanzare con il suo numero 4 il Peperino. Allarga sulla sinistra. Cross in mezzo. La girata al volo e arriva la rete ancora una volta fantastica del Peperino Calciotto. Incredibile rovesciata di Kutrupi a servire un compagno che realizza una rete fantastica per il Peperino Calciotto, che porta così le reti a 3 nel suo score, ben più di 2 rispetto a quelle del Footballate Roma Nord, scusate, il risultato quindi di 3-1 per i biancorossi, che hanno sfruttato veramente al meglio le poche occasioni capitate sui piedi dei suoi attaccanti. Eusepi al volo dopo un palleggio. Buona l'azione per il Footballate che però non riesce a sfruttarla fino in fondo. Kutrupi fa avanzare i suoi. Eccolo il numero 11 fermato da una scivolata di Pompei. Andrà a battere questa rimessa il numero 7 Vertesci, che la mette in mezzo senza successo. Eusepi in possesso di palla sulla fascia sinistra. Moretti con il numero 9. Può ripartire però il Peperino, non senza qualche problema, perché sta pressando adesso altissimo anche il Footballate Roma Nord. Escono gli uomini in maglia rossa e bianca. Schema per Kutrupi, che può appoggiarsi a Vertesci qui dietro di lui. Sceglie invece di andare a crossare in area. No, Vertesci. Tocco rapido per un compagno, il numero 8 Gian Donato. Poi si va da Vertesci.
altissima. Natalucci prova la reazione, ancora una volta il Football Roma Nord messo a durissima prova in questa prima frazione di gioco, quando siamo neanche a 15 minuti del primo tempo. Dovrebbero mancare 12-13 circa alla fine del primo tempo. Siamo a metà. Avanza il Football 8. Eusepi va direttamente in porta per disperazione, è andato direttamente sul portiere del Peperino sperando di trovare qualche deviazione qui, invece costruisce ancora con decisione il Peperino Calciotto. C'è però un fallo ai danni di un giocatore del Football 8 Roma Nord, dovrebbe essere Moretti. Battuta rapida, Natalucci a cercare un compagno senza successo, l'arbitro però non fischia, si può quindi continuare a giocare. Peperino che costruisce, cambio di gioco molto bene per il Peperino Calciotto, cross in mezzo però palla troppo alta. In ogni caso ottima l'idea della formazione del Peperino, che diciamo sta riuscendo a fare la differenza grazie ai suoi lanci lunghi e ai suoi cambi di gioco. Ora c'è time out sul risultato di 3-1 Peperino Calciotto. Stiamo per ripartire. Palla in possesso del Football 8. Cerca un fallo il giocatore della squadra in maglia blu. Non lo trova e quindi sarà possesso Peperino che lo gestisce con qualche difficoltà. C'è Tortosa qui sulla sinistra che verticalizza, ma la palla viene deviata. Giandonato la tocca di prima, si può andare da Cutrupi, poi Vertesci non riesce a recuperare su Tortosa, ci riesce invece il numero 4 di Matteo che subisce fallo. Sarà calcio di punizione Peperino Calciotto. Qualche protesta da parte dei giocatori del Football 8 Roma Nord inevitabilmente, è un momento delicato del match per loro. E anche per il Peperino che deve provare a gestire, se non ad incrementare questo risultato. Andrà a Cutrupi. Invece no, si va con il sinistro di Giandonato, innocuo però. Offensiva del Football 8 Roma Nord, un po' inconsistente. Eusepi in controllo di palla, troppo forte però in avanti. De Eugenio con le mani, intercettato da Tortosa che la appoggia su Eusepi. Eusepi aveva pensato al tiro per un momento, invece deve riandare su un compagno. Va proprio da Tortosa che la mette in mezzo bene, ma c'è una grandissima chiusura di un difensore del Peperino. Poi Vertesci spazza, contropiede per Cutrupi, ancora Tortosa riceve la sfera sui suoi piedi e può far ripartire i suoi. Pressing alto di biancorossi, ancora una volta una serie di verticalizzazioni molto belle. Eusepi allarga molto bene sulla destra, fermato però dall'ottima difesa, anzi più di preciso da parte del numero 10 Giovannetti. Eusepi, tocco di prima troppo lento. Fallo laterale, Tortosa la perde, da un'occasione al numero 4 del Peperino Calciotto di andare in porta, ma viene sprecata. Incredibile il regalo di Tortosa al numero 4 del Peperino di Matteo, che poi non riesce a sfruttare questa occasione. Cutrupi tenta di scambiare con Di Matteo, non ci riesce.
Tortosa, ancora il Peperino su ogni pallone, ripartenza tentata in questo caso, ottima qui la chiusura di Eusepi. Moretti deve ricevere palla sull'1-2 ma la sfera è mal calibrata. Di Matteo allarga sulla destra per Vertesci, Vertesci va diretto in porta. Buona la chiusura del portiere del Football 8 Roma Nord, Ortame. Roma Nord che palleggia con il suo numero 11 che verticalizza su Moretti. Era stato Caminiti. Peperino che rischia di perdere la palla, la recupera Moretti. Moretti subisce fallo però. Fallo commesso da Vertesci. Battuta del numero 2 Cosimi. Di Matteo. Non c'è nessuno però davanti. Tortosa. Moretti. Cosimi. Ancora Tortosa. Cambio di gioco tentato e non riuscito. Conclusione al volo direttamente in porta. Da parte di Natalucci se non sbaglio. Praticamente dalla metà campo ha tirato al volo, palla insidiosa perché ha rimbalzato varie volte a terra. Cosimi va in porta, non ci riesce. C'è però il tiro del numero 11 del Football 8 Roma Nord, il miracolo di De Eugenio. In tuffo il portiere del Peperino ha salvato i suoi su una conclusione di Caminiti. In qualche modo esce il Peperino da questa situazione pericolosa. Cutrupi recupera il pallone, può smarcare il portiere avversario, va in porta e segna la rete del 4-1 Cutrupi. Cutrupi ancora protagonista questa sera. Doppietta per lui dopo anche un assist e questa volta suggella il 4-1 nel solo primo tempo. Partita in discesa ora per i biancorossi. Ovviamente grandi proteste per un tocco di mano da parte del Football 8. Vertesci la mette in mezzo per Di Matteo che la perde contro Tortosa. Eusepi allarga sulla destra. Eusepi, ancora lui. Tenta il dribbling, allarga, verticalizza, scusate, ma non trova nessuno. Cosimi, cambia gioco. Caminiti, verso nessuno però perché in area si era già mosso Moretti con un movimento ad uscire. Non è stato trovato dal compagno, però la recupera abbastanza velocemente il Football 8 che tenta inevitabilmente di alzare i ritmi. Tortosa, Natalucci va direttamente in porta o comunque cerca una deviazione. Moretti non la controlla. Pericolo scampato dal Peperino. Tortosa. Caminiti. Tentativo ancora una volta di trovare uno schema, questa volta con un tocco di prima di Eusepi. Football 8
difficoltà di manovra, infatti c'è un recupero tempestivo. Afri sulla fascia destra, tenta il dribbling, se ne può andare, viene chiuso però con successo da un avversario, Tortosa per la precisione, che poi tenta il dribbling, se ne va, ma comunque c'è una fantastica ripartenza con Cosimi, che però va in porta e spreca la possibilità di far malissimo al Peperino. Tortosa, Eusepi, grandissima ripartenza in questo caso per il Football 8 Roma Nord, che è mancata all'appuntamento con il gol solo nei metri finali dell'azione. L'arbitro però fischia il primo tempo. Siamo sul risultato di 4-1 per il Peperino Calcio 8. Riparte il match con una conclusione dal cerchio di centrocampo del Peperino, che avvia così la seconda frazione di gioco. Ricordiamo risultato di 4-1 per il Peperino Calcio 8 contro Football 8 Roma Nord, 11ª giornata di Serie A Lega Calcio 8. Siamo alla stella azzurra. Calcio d'angolo, Peperino. Buona la traiettoria però di mezzo, c'è Tortosa che la recupera e la passa a Caminiti. Sì, no, scusate, era Eusepi che adesso ritocca a Tortosa, la possibilità di concludere a rete, c'è la barriera, Moretti, Tortosa, deviazione involontaria del compagno, ancora una conclusione, si va sul palo, clamoroso palo del Football 8 che comincia bene questo secondo tempo. Subito un'emozione in questo match per nulla noioso. Natalucci, Tortosa, inevitabilmente il Football 8 Roma Nord tenta di schiacciare e per ora ci sta riuscendo gli avversari. Tortosa va a rete, ma c'è la grande opposizione del portiere D'Eugenio del Peperino. Ripartenza Football 8, c'è Eusepi in mezzo, ma non viene cercato. Natalucci, Tortosa, Eusepi, Tortosa ancora una volta, schema a cercare il compagno al centro dell'area. Peperino con Afri sulla fascia destra, controlla e ritorna indietro. Di Matteo si gira, Piras, Eusepi perde la sfera, Giovannetti col tacco, bella giocata per Giandonato, Giandonato con il sinistro la mette in mezzo, buona posizione del portiere. Non è calcio d'angolo però, perché sembra che la palla sia stata colpita anche dal numero 8 del Peperino. Natalucci, Eusepi a centrocampo, si allarga sulla destra per il numero 3 che la scodella in mezzo, cambia totalmente gioco. Eusepi col sinistro la liscia. Che occasione per il Football 8. Calcio d'angolo qui regalato ai nero-blu. Deve ribattere il Football 8. Battuta rasoterra e larga. Conclusione in mezzo, Tortosa palleggia e serve Natalucci che dalla distanza la spara in alto.
costruisce il Football 8 Roma Nord. Il Peperino fa ancora fatica dopo 5 minuti circa ad uscire dalla propria metà campo, però inevitabilmente sta cercando di preservare questo preziosissimo 4-1 in chiave classifica. Peperino che si trova a 7 punti, con questa possibile vittoria raggiungerebbe proprio il Football 8 Roma Nord a 10, ma proprio in questo momento arriva la rete di Moretti del 4-2, accorcia le distanze il Football 8. Ancora una volta vengo sconfessato dal campo perché mentre parlavo male del Peperino Calcio 8 hanno segnato e anche adesso è arrivata una rete del Football 8 Roma Nord. Siamo ben a 6 reti in 30 minuti circa di gioco. Tortosa allarga sulla sinistra per Moretti. Eusepi, Natalucci, sempre moltissimi passaggi per la squadra di Bonfigli che ama palleggiare, verticalizzazione o tiro cross che però non ha successo. Può ripartire il Peperino, qui in qualche modo Cutrupi, poi perde palla Caminiti. Eusepi allarga sulla sinistra per il numero 2 Cosimi. Natalucci, lancio lungo, però c'è De Eugenio che blocca tutto. Di Matteo, fase concitata del match, si spinge in avanti Cutrupi, però la palla è per Giandonato che tenta il dribbling e si prende anche un fallo. Molte proteste. Cutrupi sul calcio di punizione, posizione interessante, si potrebbe anche andare in porta. Cutrupi con il sinistro va in porta, che parata. Calcio d'angolo sul primo palo, può ripartire il Football 8 con Tortosa sempre molto attivo, allarga sulla sinistra Eusepi, verticalizza Moretti, Eusepi in qualche modo ancora a cercare il numero 8, questa serie di scambi che non arriva a destinazione però. Tortosa, tentativo dalla distanza del Football 8, un po' troppo pretenzioso però. Giovannetti, Afri in qualche modo riesce a superare tutti. Giovannetti va in porta, Afri con il destro, Murato, arriva anche Giandonato, fallo in attacco, ma che azione, che occasione per il Peperino Calcio 8, incredibile. Afri aveva realizzato un dribbling incredibile anche da terra, poi Giovannetti lo aveva servito davanti al portiere ed è arrivata la chiusura perentoria di Ortame. Ora ci prova il Football 8, grande parata di De Eugenio. Salva ancora una volta i suoi. Calcio d'angolo. Deviazione del portiere.
Natalucci, pressing che adesso aumenta da parte del Peperino. Forse la rete del 4-2 ha spaventato un po' i biancorossi, che tentano di blindare di nuovo il risultato magari sul 5-2, chissà. Qui provano a ripartire, Giandonato verticalizza su Afri, allarga molto bene il numero 9, poi conclusione e arriva una deviazione fondamentale di Ortame. Calcio d'angolo Peperino. Troppo alta, però riesce comunque a servire un compagno. Si poteva sviluppare una clamorosa occasione sulla fascia opposta. Ortame, scusate. Natalucci. Cosimi. Verticalizza bene su Tortosa. Tortosa se ne va in porta. E arriva la chiusura del portiere D'Eugenio. Che fa freddo. Recupero del Peperino, calcia 8 che su contropiede trova il 5-2 clamoroso. Tripletta di Cutrupi, numero 11, che in maniera del tutto sorprendente trova la rete del 5-2 quando siamo al 12° minuto, 13 allo scadere. Come avevamo detto, il Peperino aveva assolutamente alzato i ritmi di gioco dopo essersi, diciamo, difesa per 8 minuti e poco più. È arrivato quindi il vantaggio nuovamente sul 5-2 che regala 3 lunghezze di differenza ai biancorossi, che possono essere un po' più tranquilli e qui provare a ripartire. Ma Tortosa recupera la sfera, anzi sì, Tortosa, Natalucci, velo bellissimo di Caminiti. Però c'è un fallo subito da un giocatore del Football 8 con tanto di ammonizione ad Afri. Può battere uno fra Eusepi e Tortosa, molto più probabile che batta il numero 8. Battuta Eusepi, Moretti forse l'ha anche toccata e infatti non c'è calcio d'angolo ma time out. Si riparte dalla metà campo difensiva del Peperino, pressing subito alto del Football 8 Roma Nord. Fallo però ai danni di Afri. C'è anche ammonizione per il giocatore del Football 8 Roma Nord. Giandonato sulla palla. Giandonato va in porta addirittura e rischia di fare una rete clamorosa. Una botta fortissima. Avanzata del Football 8, ottima la verticalizzazione di Eusepi. Poi arriva la parata di D'Eugenio ancora una volta.
corner Footballette Roma Nord al 15° minuto, battuta rasoterra, Afri però recupera Giovannetti, cerca di cambiare gioco, in qualche modo comunque guadagna tempo e spazio, però Sacchi poi la recupera. Afri ha la possibilità di ripartire, fermato però da Tortosa. Giovannetti e Afri non si intendono, quindi danno l'occasione al Footballette di ripartire con Natalucci sulla destra, cross in mezzo, pericoloso. Tanto devo rismontare la roba. Può ripartire con le mani il Peperino. Dopo qualche minuto di attesa. Fallo commesso in attacco dal neoentrato della squadra in maglia bianco e rossa. Tortosa perde palla, Giovannetti. Giovannetti, bel dribbling. Riesce anche a allargare sulla sinistra. Kutrupi allarga di nuovo sul numero 22 che liscia totalmente la sfera. Era Ibrahim. Aveva l'occasione di mettere un pallone pericolosissimo in mezzo. Si è incespicato invece. Moretti. Caminiti. Allarga sulla sinistra da Cosimi. Natalucci in qualche modo va a concludere. E si vede murato da De Eugenio. Insuperabile questa sera De Eugenio, numerose le sue parate importanti. Ora calcio d'angolo Footballette, è uno schema, Tortosa la ritocca su Cosimi, che però perde troppo tempo e addirittura perde la sfera, regala un contropiede 2 contro 2 al Peperino Calciotto e arriva la rete del 6-2, Peperino Calciotto ancora una volta con il suo numero 11 Kutrupi. Se non erro sono addirittura 4 le reti del numero 11 questa sera, che ha letteralmente infiammato il Peperino Calciotto e lo sta portando alla vittoria, perché se consideriamo che le reti di vantaggio sono ben 4, tutte queste 4 reti sono state segnate da Kutrupi, che ha anche fornito un assist in rovesciata. Buona qui la palla che serve ad un compagno, era Ibrahim. Lanciato a rete. Manovra fermata dalla difesa dei biancorossi, che rischiano anche di recuperare la sfera. E così Giovannetti è da solo davanti al portiere, può solo metterla in mezzo, però non era con il suo piede preferito, era anche in una situazione molto scomoda. Aveva però superato il portiere Ortame, è riuscito solo a scodellarla in mezzo dove però non c'era nessuno. Gian Donato avanza molto bene, velo intelligente Ibrahim. Vertesci in qualche modo poi in scivolata, la palla però torna comunque al Footballette Roma Nord e c'è un tocco di mano e un fallo qui. Era iniziato però il match con Tortosa, che si va a infilare in un dribbling troppo complicato fra 4 avversari. Allarga sulla sinistra poi Natalucci, che riceve nuovamente palla adesso. E va sempre in porta a cercare in qualche modo Moretti. Lo trova, ma il controllo non è dei migliori. Fallo però. Interessante qui la chiamata dell'arbitro, che dà la possibilità al Footballette Roma Nord di scodellare la palla in aria o di calciare direttamente a rete.
Sulla battuta Moretti, il numero 9 del Football 8. Moretti di poco alta. Giovannetti sulla destra. Tortosa, e qui arriva la rete del 6-3, approfitta di un errore difensivo il numero 10 per accorciare le distanze. La difesa del Peperino Calciotto in questa occasione scricchiola un po', regala sfera al numero 10 del Football 8 ed è 6-3. Quando siamo al 21esimo minuto di gioco, solo 4 o 5 minuti alla fine del match, fallo qui. Ma di tuffi, ma rimani in piedi e gioca a pallone! Ma gioca tu a pallone! Salti prima! Giandonato l'allarga, va a cercare la profondità, scusate, ma chiude la difesa del Football 8. Calcia! Peperino in possesso di palla sulla sinistra, cambio di gioco intelligente e realizzato alla fin fine. Avanza il numero 11 Cutrupi. Siamo agli sgoccioli, meno 4 o 5 minuti alla fine del match. Cambio di gioco per il numero 4. Tortosa. Giovannetti la recupera molto bene, può allargare sulla destra. Di Matteo, torna indietro. Palla uscita. Serie di scambi e pressing ancora però alto, nonostante siamo al 48esimo circa della partita. Pressing comunque altissimo di Cutrupi e Giovannetti, che sono due giocatori che sono in campo da molto tempo questa sera, che hanno giocato anche molto bene. Hanno ancora le energie qui, però c'è fallo Football 8. Costruisce il Football 8 sulla fascia sinistra. Tortosa, scodella in mezzo, Moretti col tacco. C'è una grande parata di De Eugenio, ma che conclusione del giocatore del Football 8. Buona la palla per Giovannetti, che però fatica a trattenerla. Natalucci vince un contrasto contro Di Matteo. Natalucci, Tortosa, serie di scambi interessanti. Cosimi subisce fallo, sta palleggiando ancora una volta molto bene il Football 8, però forse non riesce ad avvicinarsi con la giusta decisione alla porta avversaria. Avrebbe potuto trovare, se no, molte più volte la via della rete rispetto alle 3 di questa sera. In mezzo, ma troppo rasoterra, e qui miracolo di De Eugenio ancora una volta. Sulla conclusione di Manuel Cosimi, ancora una volta De Eugenio a salvare i suoi. Ultimo minuto di gioco, questa 11ª giornata di Serie A, Lega Calciotto. Tortosa la mette in mezzo Moretti,
non riesce a concludere, spazza via il Peperino. Tortosa schiacciato all'indietro il Football 8, non riesce a attaccare come vorrebbe. L'ultimo assalto sempre con Tortosa che allarga su Natalucci, sempre sulla destra. Moretti, la spizzata di testa di Matteo può spazzare ancora una volta. Arriva la palla per il Peperino che si trasforma in un contropiede, troppo solo però Cutrupi sulla fascia destra. Alla fine perde la sfera ma arriva il triplice fischio finale dell'arbitro, finisce 6-3 il match fra Peperino Calciotto e Football 8 Roma Nord. Dalla Stella Azzurra è tutto.